a parte gli annunci, secondo me è stato fatto abbastanza poco. Ben venga anche il taglio dell'IVA, vedremo dove e vedremo per quanto. Noi però cerchiamo, come posso dire, manovre che possono ridare fiato all'industria, alle nostre alle esportazioni, quindi abbiamo fatto solo pochi passi. È impietoso il giudizio degli industriali veneti. 10 giorni di stati generali non sono bastati per reinventarsi il futuro, parafrasando le parole dello stesso Premier Conte a Villa Pamphili. Bene l'annuncio su IVA e cuneo fiscale, ma all'economia italiana e veneta in particolare serve ben altro, leggi infrastrutture. Parliamo per esempio una cosa abbastanza rapida, dico rapida perché, ci sarebbero già i fondi, una ripartenza nelle infrastrutture. Le infrastrutture sono, un modo molto rapido, molto veloce per avviare una crescita virtuosa dell'economia, e anche nella nostra regione, ce ne sarebbero tanto. La prima che mi viene in mente, visto che è anche, estate, tempo di mare, la famosa autostrada del mare, ovvero la Treviso Mare. Un grosso aiuto poi potrebbe arrivare dalla pubblica amministrazione, ancora troppo lenta nel saldo delle fatture. Il pagamento, della pubblica amministrazione alle imprese grandi e piccole, che molte sono ancora bloccati, ovvero sono con tempi e termini, molto lunghi. Come si può in questo periodo, ritardare ancora con i pagamenti? Cosa che viene fatta?